buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Cresta sui fondi dell'Unione Europea, sott'acqua, sotto accusa ricercatori e docenti universitari siciliani e campani. Un'inchiesta che parte proprio dalla Sicilia, dalla vicenda che portò ai domiciliari la preside della scuola dello Zen. La Procura Europea chiede 16 arresti. La corruzione avveniva sulle forniture informatiche in cambio di iPhone, PC, Smart TV. Giuseppe Conte e Niscemi, dopo l'emergenza maltempo, incontro in municipio, sopralluogo nella zona rossa e confronto diretto con gli sfollati e gli imprenditori colpiti dalla frana. Il leader del Movimento 5 Stelle promette impegno su fondi e ricostruzione, ma in città cresce il timore che, spente le telecamere, restino solo macerie e attese. Taormina, bimbo muore in ospedale dopo 10 mesi di ricovero, 15 indagati sanitari che a vario titolo hanno avuto in cura il piccolo durante il lungo periodo di degenza. L'ASP di Messina, impossibile il trapianto. A Siracusa una donna è stata perseguitata per mesi da un senza tetto con problemi psichici, convinto di essere Dio e deciso a creare una finestra sfondando una parete del suo appartamento. La donna alla fine è stata costretta a lasciare casa. Febbre da festival a Sanremo, stasera il via con i 30 artisti in gara sul palco dell'Ariston. Calcio, in 9 giorni si deciderà la stagione del Catania, si comincia domenica a Salerno, poi il big match con il Benevento e infine la Casertana al Massimino. Arecchi vietato ai residenti in Sicilia. Sempre in Serie C e crisi nera per il Siracusa. Per giovedì è attesa la pesante penalizzazione. Non si arrende il Trapani che resta sempre a rischio esclusione dal campionato. Bentrovati. Compravano telefonini e smart TV facendo la cresta sui fondi dell'Unione Europea. La Procura Europea ha chiesto l'arresto di 16 persone tra docenti universitari, ricercatori e manager e dipendenti di società informatiche accusati di corruzione. Sentiamo tutti i dettagli da Luca Ciliberti. Compravano computer, cellulari e smart TV con i fondi europei. E questa è l'accusa della Procura Europea, che ha chiesto l'arresto di 16 persone, tra questi docenti universitari, ricercatori, insegnanti e alcuni manager e dipendenti delle società informatiche coinvolti nella presunta truffa. Al centro dell'inchiesta la società R-Store, secondo l'accusa, alla continua ricerca di profitto e ingolosita dalle innumerevoli opportunità derivanti dai fondi del PNRR destinati al mondo della scuola. L'inchiesta riguarda la Sicilia e la Campania. Secondo i PM della Procura Europea, i docenti facevano sì che gli enti presso cui lavoravano affidassero le forniture di beni e servizi a determinate società informatiche, ottenendo in cambio un tesoretto. Il procedimento nasce dall'indagine che nel 2023 portò agli arresti domiciliari Daniela Loverde, dirigente della scuola Falcone dello Zen di Palermo, nota per il suo impegno antimafia, il suo vice e la dipendente dell'azienda R-Store SPA Alessandra Conigliaro. La preside, oltre a fare la cresta sugli alimenti della mensa scolastica, faceva acquistare con fondi europei, di cui la competenza della Procura EPPO, PC e dispositivi elettronici da destinare agli alunni dal negozio della Cinigliaro, che in cambio le faceva avere telefonini e computer per sé e per i suoi familiari. È stata la dipendente dell'esercizio commerciale, con le sue rivelazioni, a consentire ai PM di allargare l'indagine e scoprire che lo stesso metodo illecito era applicato anche in alcune facoltà universitarie e scuole di Napoli. Anche Giuseppe Conte arriva a Niscemi, incontro in municipio con il sindaco, sopralluogo nella zona rossa e faccia a faccia con gli sfollati, gli imprenditori colpiti dalla frana. La giornata del leader del Movimento 5 Stelle era incominciata dalla visita nelle zone della Cese colpite dal ciclone Harry. Sentiamo Gerry Italia. Anche Giuseppe Conte è arrivato a Niscemi, lo fa dopo aver passato una mattinata sui luoghi del ciclone Harry. In città il leader del Movimento 5 Stelle arriva nel primo pomeriggio, prima tappa in municipio per un confronto con il sindaco Massimiliano Conti sulle misure di emergenza e sui primi interventi di messa in sicurezza. Appena fuori da Palazzo di Città si ferma anche con uno dei tanti sfollati che erano in attesa. Siamo rimasti noi senza casa, aspettiamo anche che anche lei ci dà una mano d'aiuto, questo è importante che lei oggi è qua. E speriamo che non ci abbandonate, perché Niscemi ha bisogno di voi. Io non sono venuto nei primi giorni perché avrei intralciato le operazioni di pronto intervento e di emergenza
vengo dopo Questa è una cosa importante che qualche lei fa. settimana, quando si iniziano a spegnere i riflettori noi ci saremo sempre. Grazie. Poi il sopralluogo nell'area evacuata, edifici lesionati, strade interdette, famiglie che attendono risposte sui tempi di rientro e sulla ricostruzione, un impegno diretto con chi ha perso la casa. Molti però temono che i fondi finora stanziati non siano sufficienti. È veramente urgente che ci sia l'assunzione massima di responsabilità a tutti i livelli istituzionali, ci sia massima collaborazione. Non solo per i ristori immediati, c'è un primo stanziamento, credo che non basterà, bisogna già pensare, perché molte qui non si tratta qui di perdite subite, qui si tratta di costruire nuove abitazioni, di andare ad abitare altrove, di costruire nuove attività, quindi di ripartire completamente, perché è una prospettiva che non è solo quella di chi ha subito un danno, è la prospettiva di chi deve ricostruire, quindi occorrono molti stanziamenti. Al Palasport invece l'incontro con gli sfollati e gli imprenditori rimasti senza attività. Sul tavolo la richiesta di risorse aggiuntive e di un piano strutturale per la sicurezza del territorio. Per Niscemi intanto la partita resta aperta tra emergenza, ricostruzione e il rischio che, passata l'attenzione mediatica, restino solo macerie e attese. Macerie e attese che hanno colpito con il ciclone Harry anche la costa agrigentina, spiagge invase da rifiuti e persino carcasse di animali. Adesso arriva la denuncia di Mare Amico e la mobilitazione delle associazioni per ripulire il litorale prima dell'estate. Davide Sardo. Dalla furia del maltempo a uno scenario desolante. Il ciclone Harry ha lasciato sulla costa agrigentina una immagine che fa discutere. Le spiagge della Babbaluciara e di Maddalusa invase da rifiuti di ogni genere, tra plastica, detriti, legname, materiali ingombranti e perfino carcasse di animali trascinate dalle mareggiate. Un colpo duro per uno dei tratti più frequentati del litorale cittadino. La denuncia è di Mare Amico Agrigento, che parla di una situazione grave sotto il profilo ambientale e sanitario. Le piogge intense e il mare in tempesta hanno riversato sulla battigia tutto ciò che fiumi e torrenti hanno trascinato a valle, accumulando tonnellate di rifiuti e mostrando un quadro di forte degrado. Diverse associazioni ambientaliste stanno organizzando una maxi operazione di pulizia straordinaria con il coinvolgimento di volontari per rimuovere i rifiuti e ripristinare le condizioni di sicurezza prima dell'avvio della stagione estiva. Nei prossimi giorni sarà definito il calendario degli interventi. Intanto l'attenzione resta alta sullo stato delle spiagge, mentre si valutano eventuali ulteriori azioni per evitare che simili emergenze si ripetano dopo le ondate di maltempo. Bimbo di 3 anni muore all'ospedale di Taormina dopo un ricovero di 10 mesi. Ci sono 15 indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Messina. L'ASP chiarisce, l'ASP di Messina, non si poteva fare il trapianto. Francesco Triolo. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta sulla morte di un bambino di 3 anni deceduto lo scorso 17 febbraio dopo un lungo ricovero nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Nel registro degli indagati sono stati iscritti come atto dovuto oltre 15 sanitari che a vario titolo hanno avuto in cura il piccolo durante i 10 mesi di degenza. La famiglia ha presentato un esposto ed è assistita dall'avvocato Antonio Cozza di Perugia. Nei prossimi giorni sarà conferito l'incarico per l'autopsia, che dovrà chiarire se il decesso sia riconducibile esclusivamente alla gravità del quadro clinico iniziale e alle complicanze sopraggiunte, oppure se vi siano state eventuali criticità nel percorso diagnostico e terapeutico. Secondo quanto riferito dal legale dei genitori, il bambino si era presentato il 1 aprile 2025 in un ospedale di Catania con uno scompenso cardiorespiratorio legato ad una cardiopatia congenita con insufficienza mitralica e successiva miocardite. Trasferito a Taormina il 2 aprile era stato sottoposto ad intervento chirurgico. Da allora il ricovero si era protratto sino al 17 febbraio, quando il cuore del piccolo ha cessato di battere. Relativamente al trapianto cardiaco, la strategia è stata condivisa con 3 dei 6 centri italiani autorizzati a tale procedura, Bambin Gesù di Roma, il Sant'Orsola di Bologna e l'Università di Padova, cui il bambino è stato riferito per accedere al programma di trapianto cardiaco, e che tali istituzioni unanimemente abbiano considerato tale opzione non realizzabile. A Siracusa adesso, dove una donna ha subito, il caso di dirlo, oltre il danno, la beffa, perché da mesi perseguitata da un senzatetto che dice di essere Dio e che vuole creare una finestra nel suo appartamento rompendo una parte della parete appunto del suo appartamento. La donna, che si è rivolta al nostro telegiornale, alla fine, pensate, ha dovuto trasferirsi. Nonostante i numerosi interventi delle forze di polizia, l'uomo, con evidenti problemi psichici, è ancora in giro. Sentiamo Francesco Loi.
Ho preso questa decisione drastica che sto vivendo come una resa, cioè quella di andare via di casa perché non mi sento più al sicuro dentro casa mia. Così Rossana ha dovuto prendere questa decisione. Tutto perché da qualche mese è nel mirino di un uomo nigeriano senza fissa dimora, che dice di essere Dio. Ha puntato la mia casa, convinto che qui ci viva suo figlio Gesù e lui deve ripristinare una finestra nella parete per permettere a questo figlio di affacciarsi da lì. Naturalmente si tratta di una persona con evidenti problemi psichici, che nonostante tutto è ancora in giro. Le foto dell'abitazione le ha pubblicate anche sul suo profilo Facebook, ma il caso più eclatante è questo. Il pomeriggio in pieno sole ha con un cacciavite tentato di sfondare la parete esterna dell'edificio, ma è stato fermato perché sono arrivati subito le volanti. Un TSO fatto qualche giorno prima e poi un ricovero ospedaliero di oltre un mese, ma nulla è cambiato. Continua a bivaccare sempre qui, nella zona di Piazzale Marconi. Se dell'ordine mi hanno detto che loro prontamente arriveranno ogni qualvolta io ne avrò bisogno e nel frattempo si stanno impegnando a cercare una struttura che possa accogliere questa persona, struttura che al momento non viene fuori. Andiamo a Gela adesso, dove un uomo ha tentato di uccidere la moglie dopo l'ennesima lite, ma poi ha finto che si trattasse di un incidente domestico. È stato arrestato, l'accusa è di maltrattamenti in famiglia. Ferlito. Sangue sul pavimento, stanze a soqquadro e una versione che non convince. Dietro quello che doveva sembrare un incidente domestico, secondo gli investigatori si nascondeva un accoltellamento nei confronti della moglie. È l'accusa contestata dalla Procura della Repubblica di Gela a un 39enne, già ai domiciliari per altri reati, arrestato dai carabinieri con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia. L'intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione di un sospetto accoltellamento tra le mura domestiche. In un primo momento i coniugi avrebbero parlato di un incidente, ma i dubbi degli investigatori hanno portato a un sopralluogo nell'abitazione. Qui, secondo la procura, sono emerse tracce di sangue diffuse, segni evidenti di colluttazione e ambienti completamente messi a soqquadro, oltre a un clima particolarmente teso. Una volta messa in sicurezza e lontana dal marito, la donna avrebbe trovato il coraggio di raccontare anni di violenze fisiche e psicologiche, iniziate già nel 2023. La vittima ha formalizzato la denuncia ed è stata trasferita in una struttura protetta insieme ai figli minorenni. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere. A Palermo, per bloccare un ladro acrobata che fuggiva sui tetti di un palazzo, i carabinieri hanno utilizzato il taser, la pistola elettrica che immobilizza. È successo in via P3, dove in due avevano cercato di aggredire i militari, scagliando addosso a loro anche secchi di vernice, materiale di risulta e colpendoli con una spranga. L'uomo bloccato è stato dunque arrestato, il complice invece è riuscito a fuggire. Agrigento in musica, al ritmo della sua festa più famosa, il Mandorlo in Fiore 2026. Al Teatro Pirandello presentati il programma, le novità e il tema di un'edizione che guarda al mondo e parla di pace. Davide Sardo. Si accende il cuore di Agrigento e il Mandorlo in Fiore comincia a prendere forma. Al Teatro Pirandello è andato in scena lo spettacolo Canto di Cori, serata che ha anticipato contenuti e novità dell'edizione 2026. Un appuntamento ormai atteso che segna simbolicamente l'ingresso della città nel suo periodo più identitario. Sul palco si sono esibite diverse realtà artistiche del territorio, tra musica, voci e grandi interpretazioni che hanno attraversato la tradizione siciliana e brani senza tempo. Un momento di forte partecipazione e coinvolgimento. Al centro della 78esima edizione il tema Tradizioni di pace, un messaggio chiaro rilanciato anche dal sindaco Francesco Miccichè in un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali. La sagra vuole essere ancora una volta spazio di dialogo e fratellanza tra i popoli. Dal 7 al 15 marzo un programma ricco. L'accensione al Triplo dell'Amicizia al Tempio della Concordia con uno spettacolo di droni, la serata dedicata alle donne, lo Street Folk Fest, gli eventi per i bambini, la fiaccolata ed il Festival Internazionale del Folklore fino alla consegna del Tempio d'Oro. Agrigento è pronta, il Mandorlo in Fiore ha già iniziato il suo cammino.
Adesso manca davvero poco, il conto alla rovescia per la prima serata del Festival di Sanremo è ormai finito. Questa sera sul palco dell'Ariston si esibiranno i 30 artisti in gara. Ai nostri microfoni J-Ax che torna con Italia Starter Pack, un brano ironico dedicato agli stranieri che arrivano nel nostro paese. Ascoltiamolo. Italia Starter Pack, questa canzone che porti al Festival di Sanremo sul palco dell'Ariston, un ritorno questa volta da solista. Sì, ho voluto fare un servizio pubblico per tutti gli stranieri che si immaginano l'Italia come nel film Mangia, prega, sai quelle robe lì dove c'è una signora di mezza età che viene nelle colline toscane e si innamora di un'Italia che hanno in testa solo loro, e ho detto questo è il pacchetto che vi serve per avere a che fare con noi italiani. Mentre scrivevi questa canzone con Andrea Bonomo hai pensato subito questa è da Festival di Sanremo, perché? No, l'ha pensato Andrea Bonomo, e ho detto ma sei matto? No, è giusto, c'aveva ragione lui. Sicuramente non deluderà J-Ax, ovviamente l'intervista era di Emanuela Corsi inviata a Sanremo insieme alla collega Roberta Lunghi, ma continuiamo perché a Sanremo non si canta solo, si mangia e anche ad alti livelli. La cucina di 2 chef stellate siciliane delizia i palati della Città dei Fiori. Di fame qui non si muore, lo vedete, perché sono circondata dalle chef siciliane che sono le artefici di ciò che si mangia qui a casa Sanremo, tutte siciliane della provincia di Palermo e Agrigento. Ben trovata. Grazie, ben ritrovata a lei. Allora, com'è nata questa cosa? Cioè, com'è che solo chef siciliane? No, noi rappresentiamo la Sicilia e le province della Sicilia, almeno dalla nostra parte. Nasce dal nazionale, dalla FIC della nazionale, dal compartimento Lady Chef, capitanato dalla Alessandra Baruzzi, che ci ha coinvolto già da qualche anno, da circa l'anno del Covid, e quindi a turno veniamo tutte le regioni, tutte le province a supportare le cucine di Casa Sanremo. Ecco, però fate la cucina regionale, cioè ciascuno per la propria regione, quindi voi proponete dei piatti tipici della regione oppure no, dovete spaziare? No, allora noi siamo di sostegno alla cucina di Gambero Rosso e quindi troviamo già il menù loro stabilito e noi ci affianchiamo a loro. Per noi è una grande crescita. Però ci sarà un piatto siciliano che avete cucinato per il pubblico, no? Negli anni passati sì, perché prima forse era organizzato in modo diverso, quindi durante i giorni di Casa Sanremo ci alternavamo le regioni, quindi poteva capitare un giorno si mangiasse sardo, un giorno si mangiasse siciliano, un giorno un piatto più apprezzato della nostra cucina. Sono i cavatelli al forno, la siciliana, la caponata, la cassata, i cannoli, le arancine. Bene, ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, perché cresce l'attesa per la trasferta di domenica del Catania a Salerno, primo dei 2 scontri diretti lontani dal Massimino. Da queste partite potrebbe dipendere il futuro del campionato rosso-azzurro. Francesco Triolo. Ufficialmente una giornata di riposo, così come è stata quella di ieri, ma i giocatori del Catania hanno ben consapevole l'importanza delle prossime 2 gare, 2 trasferte, 2 scontri al vertice che possono indirizzare il campionato rosso-azzurro. Così in tanti si sono comunque recati al Massimino, terapie, un po' di palestra, qualche movimento, insomma cresce l'attesa e molti vorrebbero già essere in campo all'Arechi. Toscano comincerà a fare sul serio nella preparazione della partita da domani. Ci sono un paio di situazioni da attenzionare legate alle condizioni di alcuni giocatori. Forte e Caturati in particolare sono gli attenzionati speciali, anche se le alternative per l'allenatore del Catania non mancano. C'è Rolfini che può giocare come punta avanzata ed è pronto a farlo sia a Salerno che a Benevento. C'è Lunetta o Bruzzaniti che possono affiancare proprio Rolfini in attacco. A Salerno il Catania troverà un ambientino surriscaldato da un campionato che non sta andando come realmente auspicato. La panchina di Peppe Raffaele è saltata, al suo posto è stato chiamato Serse Cosby,
che non allena ormai da 4 anni. Una situazione non facile da decifrare e che il Catania dovrà affrontare con l'obiettivo di non perdere terreno dal Benevento alla vigilia proprio dello scontro diretto. A Salerno manca solo l'ufficialità, vigerà il divieto di vendita per i tifosi residenti in Sicilia e quelli non residenti devono essere fidelizzati con la tessera del tifoso del Catania. Il momento è importante e come in tutti i momenti importanti per i colori rossazzurri, Telecolor c'è. Lo scontro diretto con la Salernitana verrà trasmesso in diretta esclusiva in chiaro. La sfida con il Granata sarà raccontata come sempre a 360 gradi alla nostra redazione sportiva tra studio ed inviati sul campo. Appuntamento alle 13:30 per una versione extra large di diretta stadio. E prosegue la crisi del Siracusa in attesa della penalizzazione di giovedì, riscatto sul campo per il Trapani che però rischia l'esclusione dal campionato. Sergio Colosi. Il destino di Siracusa e Trapani appare segnato, ben oltre risultati e prestazioni, vittorie e sconfitte. Ci sono 2 date già fissate che possono diventare determinanti. Giovedì il Tribunale Federale Nazionale toglierà al Siracusa 6 punti per i mancati versamenti del secondo bimestre, cui a fine marzo si aggiungerà una seconda penalizzazione di 2 o 3 punti per gli inadempimenti dello scorso metà febbraio relativi alla finestra novembre-dicembre. Per l'ultimo posto in classifica è solo questione di ore. Turati fa il massimo, la squadra si impegna, ma sulle 6 sconfitte e 2 pareggi in 8 incontri incidono la grave crisi societaria e il conseguente mercato di gennaio. Prossima gara domenica al De Simone con la Casertana. Il 9 marzo è un appuntamento chiave per il Trapani, che potrebbe essere escluso in corsa dal campionato di Serie C per la recidività di mancati pagamenti, come avvenuto la scorsa stagione con Turris e Taranto. La squadra è tornata a vincere con la Cavese, sabato prossimo ospiterà ancora al provinciale l'Atalanta Under 23, ma tra rimpianti e amarezze tutto rischia di essere vanificato in un'aula di tribunale. Ancora una pausa, torniamo tra poco per le ultime notizie e i saluti. Ritorniamo in studio, prima di chiudere ancora una notizia perché il GIP di Marsala Giancarlo Caruso ha disposto il giudizio immediato per 169 persone coinvolte in una inchiesta di Procura e Guardia di Finanza su una ipotesi di truffa ai danni dello Stato nel settore dei carburanti agricoli per mancato pagamento delle accise. Questa dunque era l'ultima notizia, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata, arrivederci.